Qui non possiamo dire, ad esempio, che il siciliano sia un dialetto, perché il siciliano non è un dialetto della lingua italiana, non lo è, mettiamocelo in testa. Il siciliano è una lingua al pari della lingua italiana e ha al suo ventre i suoi dialetti, come il dialetto trapanese, il messinese, l'agrigentino, e poi ci sono le sottoparlate, i localismi, eccetera, eccetera. Quindi il siciliano, io faccio sempre questo esempio, perché chiamare lingua ciò che politicamente è un dialetto? Perché di questo si tratta. Il siciliano è relegato a un codice subalterno rispetto alla lingua perché non ha un'ufficialità politica. Tutto quello che non è ufficiale, cioè politicamente riconosciuto come la lingua italiana, è dialetto. Quindi questo è. Ci dispiace che il mondo accademico sposi questa idea, ma chiamare il siciliano dialetto è come spogliarlo della sua dignità.